Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Scusate, cambiamo. Abbiate pazienza perché ieri mi sono divertito un po' con Sanremo. Però non visto, poi ho recuperato tutte le cose che sono successe in Champions, grandi polemiche, ma noi torniamo alle cose nostre perché non credo ci sia altro da dire che non provare le ipotesi di formazione di cui si sta parlando sul campo. Quindi cominciamo. Sì, per quelli che sono iscritti. Aspetta, qua mancano tutti. Aspetta un attimo. Luigi Sodano, benvenuto sul canale. Io tengo quelli che sono iscritti al canale Telegram che c'è in descrizione. Si sono trovati stamattina un video sul mio canale, terzo canale alla fine, una cosa personalissima che nessuno conosce praticamente. Si chiama Fluido 081. E mi sono divertito a fare un'analisi di Sanremo, un'analisi tattica di Sanremo con mia moglie e ci siamo un po' divertiti, ma bando alle ciance, perché se voi siete iscritti qua volete ascoltare di calcio e non necessariamente di musica, quindi spostiamoci. E la Lazio, dobbiamo partire dalla Lazio. Sto leggendo un po' di ipotesi, me lo state scrivendo in privato, qualcuno sta raccogliendo quell'ipotesi addirittura di Politano tutta fascia magari a sinistra per sfruttare qualche cross. Vediamo, facciamo un'analisi e facciamo un tentativo. Però in casa magari la Lazio, dove sta la maglia? Non ce l'hanno la maglia celeste. Vabbè, mettiamo questa maglia qua, così noi rimaniamo. Castellano, se raccomando, grande sfida. C'era anche un'altra ipotesi con il doppio play, mettendo anche Gilmour dentro insieme a Lobot. Però di sicuro non abbiamo Neres, non abbiamo Pina. Abbiamo Neres da mezzo. La prima ipotesi, se Buongiorno sta bene, confermiamo Juan Jesus, braccetto con sulle fasce Di Lorenzo e Politano, il solito centrocampo, e mettiamo Giacomino, Raspadori vicino Lukaku. Un bel po' di indignazione per il rigore dato contro l'Atalanta. Benvenuti nel club. Attenzione a Nuno Tavares, concentratevi perché bravo Buongiorno. Bravo Buongiorno. Male Buongiorno. Qua se l'è perso. Anche 5 minuti. No, dico benvenuti. Noi siamo, qualcuno l'ha ricordato, insomma, siamo usciti dall'Europa League con 5 metri di fuorigioco evidente, senza considerare quello che fece Leao con Lozano, insomma, ma tutti com'è possibile? È possibile. Ancora il Tati. E poi non lo so se va bene cambiare modulo perché non l'hai studiato. Vabbè, vediamo. Ecco Topine. Ma chissà, ma se hai lo bot che là vicino, ma che significa questo passaggio? Amo qua Jesus. Vabbè, ma bloccala là. Sento sensazione di impotenza sotto al controller, Non rispondono a nulla. No, non li vedo bene, no? Trasparenza. Si è buttato in mezzo Di Lorenzo. Bravo. Ma male. Me le alzare un po' perché io non riesco proprio. Vai Politano, dai. Ammarucarmi. Bravo Politano, eccolo Lukaku. Mannaggia, provate. Ngonghe al posto di Juan Jesus, lo mettiamo qua. Sì, Ngonghe, sì, ma no. Vuoi vedere mai che Billing? Vuoi vedere mai? Piglia, Ngonghe, prova a vederlo, ma tu non stai parando niente quest'anno. Pure con la siringa finale. Sarà sicuramente colpa mia che non ho mai utilizzato questo modulo, ma i ragazzi saranno prontissimi per farlo. 4 è umiliante, però. Ok. Anche 3 è umiliante. Nulla. Non è successo nulla. Prendete i popcorn, e i popcorn li dovete prendere belli abbondanti. I popcorn serviranno. E i popcorn. Proviamo così, rimettendo Pasquale, Giacomino sottopunta con Politano. Vediamo. Tengo fuori Anghissà, perché comunque anche lui avrebbe bisogno di un po' di riposo. Magari nel secondo tempo. Bravo Lobbo. Bravo Mazzocchi, vai a Raspadori. Che fai fino in fondo? È pazzo, ma non Raspadori!
E la facilità di calcio, però deve stare vicino alla porta perché altrimenti. E Lukaku si porta l'uomo e lui. Bravo Loppa! Che Mazzocchi sta così centrale? Esatto, come più bravo. Rientra sul destro, non dagli il destro. No, perché no, ho sbagliato il tasto, questo non valeva. si rilancia il pallone. Bravo Raccamani! Provaci di nuovo. Ah, pure col sinistro, va bene, l'idea, va bene, vabbè, lo so che col sinistro va bene. Vai Rospa. All'indietro Politano! Quindi molto meglio se invece del 3-5-2 puro, che non hai mai provato, il 3-4-2-1, che comunque era stato studiato, è una soluzione un pochino meglio. Polita il tiraci. Politano, riprovaci. Politano! Però puoi saltare, puoi saltare e non farlo saltare da solo, che mi sembrava il caso. Vabbè, Zaccagni è diventato Iniesta. Mettiamo dentro Anghissà, possiamo avanzare un po' McTominay. Mazzocchi con l'assist, McTominay. Facciamo quello là proprio lungo come l'abbiamo fatto. Esatto. Ci prova Politano, è pazzo. Buono. Slin no. Maronna mia, Meret. No, Meret. Mazzo. Molto meglio, però con un po' di sofferenza. Non scartiamo l'ipotesi, facciamo la terza ovviamente, perché uno l'hai perso, non l'hai vinto, la terza quasi stabilita. Non scartiamo l'ipotesi di rimanere con il 4-3-3, con cui ci provi Raspadori o ci provi Ngong. In questo momento Ngong sta proprio male e quindi ci provi Raspadori. Però hai capito, un Juan Jesus bloccato potrebbe essere un'idea, se non ti convince lo stato di forma di Mazzocchi, e vedi un po'. No, male. Male subito. Si è squagliato anche se è diventato trasparente. Ma non è necessariamente colpa sua. Bravo Juan Jesus, sono io terzino. Bello Raspadori, bravo Lukaku. Guarda il movimento di Anghissà. Ben costruita. Anghissà non è un bomber, quindi però. Bravo Anghissà. Vuoi uno schema? Napolitano, buono la spizza. Vai, approfitta tantissimo. Lukaku. Molto bene. No, non si scherza. Di nuovo. Mamma mia, ecco qua, di nuovo. Cristiano Ronaldo. Bravo. Lukaku. Bravissimo. Sì, la sovrapposizione. Poi di ora. Mi convince Raspadori là, se Neres stesse un po' meglio. Se intendo un gong. Esatto, un gong, esatto. Macchi, meccano grosso. Meret. Trasparente. No, hai chiamato un rigore che non può esistere nella storia del calcio. Pure il giallo. No, ma bellissimo. Rivediamo. Arostasso, rigore. No, veramente. Fatemi capire. Forse è entrato in scivolata. Tu dici, vabbè, sei entrato in scivolata. Castellano dove la butti di là, Sì! Vai. Provedella di testa. Manco fosse contro l'Atletico Madrid. Commovente, ma Juan Jesus. No, ma veramente, ma chi sei tu? Ma chi è? Vabbè, dai. Neanche per sbaglio lo vincono un duello, nemmeno per. Guarda. E qua. Buongiorno, non è al 100% della forma. E a questo punto tu per cambiare la gara cosa fai? Simeone. E basta, non hai nessun altro. Mazzocchi al posto di Juan che spinge un po' di più. Vedo del pattinaggio artistico. Pattinaggio proprio fortissimo. Bravo. Simeone. Calma, che comunque si pattina. Lukaku. Signora. No, la traversa. No, Guendouzi no. Mamma mia. Bravo McTominay. Simeone. Niente. Però vi devo dire la verità, equilibrio. La prima la perdi, troppo i cambi. Vi ha convinto il cambio modulo? Perché se fosse forse è meglio di no, forse fare meno cambi possibili, nel senso di avere le certezze. Non lo so.
lasciate un like. Non ci sono tante altre notizie, giusto, è uscita una cosa, il Manchester vorrebbe Osimhen, Højlund, Garnacho, è parva materia, voglio dire, c'è poco, non ci posso fare un titolo, non mi sembra proprio il caso. Domani la conferenza, mi devo svegliare sempre più presto al mattino, ecco perché vi arriva la simulazione prima, cose varie sui tifosi del Como, vabbè, cioè sulla trasferta a Como. E onestamente l'intervista di Okafor c'è poco da dire. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Che ne pensate?